Una personalità complessa, un personaggio della scienza più unico che raro. Margherita Hack, la signora delle stelle, è morta a 91 anni al polo cardiologico di Catinara, dove era ricoverata da una settimana. Aveva rifiutato di farsi operare, considerandolo un inutile accanimento terapeutico. Laica anticonformista, atea convinta, non credeva nella Chiesa, nell'aldilà e in Dio. Ci sono ancora tante risposte che non sappiamo dare, ma è troppo comodo spiegare tutto con Dio, aveva recentemente sentenziato. Nata a Firenze, a Trieste era arrivata nel 63, facendo rinascere l'osservatorio astronomico, definito la sua creatura, e diventando la prima donna in Italia direttrice di un osservatorio. Per 50 anni docente di astrofisica, la sua ricerca era tutta rivolta alle stelle e alle sue peculiarità. In segno di apprezzamento al suo operato le era anche stato intitolato un asteroide. Donna di scienza, scrittrice, studiosa, ma non solo, Margherita Hack, sposata da 70 anni con Aldo, era anche stata una campionessa di salto in alto ed in lungo. Sempre in prima linea come divulgatrice scientifica ed opinionista, corteggiata dalla politica ed eletta nelle liste dei comunisti italiani, aveva rinunciato alla Camera per continuare i suoi studi e le battaglie sui diritti civili. Da sempre vegetariana ed animalista, la sua passione erano cani e gatti che teneva con sé nella sua abitazione di Roiano. Fra i suoi hobby anche la lettura, con una biblioteca ricca di volumi che ora saranno donati al comune di Trieste e le gite con la sua amata bicicletta in automobile. E proprio l'anno scorso, a 90 anni, un medico si era rifiutato di visitarla per dare l'idoneità al rinnovo della patente e la scienziata, furente, si era ribellata a quello che per lei era stato un abuso basato sulla discriminazione di età. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche risale allo scorso settembre, quando le venne conferito il sigillo della provincia, un ulteriore omaggio della sua Trieste. Sono 47 anni e sono a Trieste e mi ha dato l'opportunità di far crescere l'istituto in cui lavoravo, di farla assumere un'importanza internazionale e insomma ho trovato un ambiente molto favorevole. Quindi diciamo che a Trieste è un ambiente fertile per la ricerca. Per volontà dell'astrofisica non ci sarà un funerale in forma pubblica. La sepoltura avverrà in forma strettamente privata la prossima settimana.